A Torre di Quartesolo l'inchiesta sulla morte di Diana Cannevarolo prende una direzione sempre più netta. Non una caduta, ma un'aggressione. La donna, 49 anni, dopo cena era uscita di casa. Viveva nella taverna del condominio di Via Zara, un ambiente separato dall'abitazione principale. Quella notte non ha mai dormito. Le ultime tracce di Diana portano verso la panchina bianca del cortile. Lì potrebbe essersi consumato l'attacco, un colpo alla testa nella parte sinistra e una lesione al collo incompatibile con la caduta. Il figlio dice di aver visto la madre che non è rientrata. Non può essere caduta, le hanno fatto qualcosa. A ritrovarla agonizzante alle 5:30 il compagno Vincenzo Arena, operaio della Valbruna. Sangue nel cortile vicino alla panchina bianca, ipotermia, trauma gravissimo. L'autopsia conferma, i segni non sono compatibili con un impatto dall'alto, né una caduta. Il legale della famiglia, Cesare Dalmaso, è netto. Diana è stata sorpresa all'esterno e colpita. Non sappiamo con cosa, ma è stata colpita. La squadra mobile ora sta ricostruendo gli ultimi movimenti della donna. L'uscita serale, i minuti sulla panchina, i telefoni, le telecamere. La procura procede per omicidio contro ignoti. Un enigma che ora è una certezza. Quella notte qualcuno che parlava veneto e che un testimone ha sentito ha incontrato Diana, e non per caso.